Nel mese degli assoluti della Regione Veneto non poteva mancare il concorso di dressage. Ad ospitare il campionato è stato il Circolo Ippico del Cristallo di Casale sul Sile, che in un weekend caldissimo e soleggiato ha assegnato i titoli regionali delle numerose categorie in gara. A vincere la categoria senior è stato Alessio Corradini su 100 lire, un castrone di 9 anni montato nella scuderia Melissa in provincia di Verona. Una gara, quella del neocampione regionale, contraddistinta da una buona prova al galoppo, nell'alta e nel saluto, ma con qualche incertezza nelle diagonali che non gli ha comunque precluso la vittoria finale, precedendo Caterina Flora medaglia d'argento e Walter Calandra medaglia di bronzo. Buona la partecipazione degli atleti per la categoria junior, che hanno gareggiato in prove semplificate di lavoro in piano. Il dressage è una disciplina fondamentale per la preparazione e la formazione dei giovani cavalieri, come ci conferma il capo dipartimento del comitato regionale Melissa Vanzani. Il dressage è importante perché è la base del lavoro in piano, per poi poter affrontare altre discipline come saltostacoli, la campagna, il cross, quindi il dressage è solo le fondamenta per poter iniziare. È la base anche per un ragazzo per conoscere il proprio corpo e poter gestire al meglio gli aiuti che può dare al cavallo. Il dressage è la massima espressione di comunicazione che si può avere con il proprio cavallo, perché l'uso degli aiuti deve essere il più possibile impercettibile e leggero, diciamo, e c'è una grande comunicazione tra cavallo e cavaliere. È proprio la formazione più completa che può esistere tra un binomio. Grande successo per la manifestazione che ha riunito i campionati regionali pony di salto ad ostacoli e del settore ludico che si sono svolti al Circolo del Cristallo a Casale sul Sile. Più di 200 bambini del settore club e un buon numero di giovani amazzoni e cavalieri si sono sfidati in emozionanti gare di Pony Games e di Mounted Games, la giovane disciplina riconosciuta dalla FISE che sta conquistando sempre maggiore popolarità nel mondo dell'equitazione. Tutto questo affiancato da impegnative gare dei giovani cavalieri che gareggiavano per il campionato regionale di salto ad ostacoli con categorie che partivano dai 50 cm per arrivare ai 115. Ma andiamo a conoscere questi giovani campioni in erba del salto ad ostacoli. Speravo andasse un po' meglio, però comunque sono contento perché ho passato un periodo non molto bello negli ultimi mesi e adesso mi sto riprendendo. Il salto ad ostacoli secondo me è uno sport molto più difficile di tanti altri perché i cavalli sono inaspettati. In alcuni momenti sono tranquilli oppure se hanno una giornata storta sono difficili da tenere, però è un bello sport. Ieri ho fatto 0 e ero molto contento. E oggi anche oggi ho fatto 0 e ero anche oggi molto contento. Mi diverte stare con il cavallo, quindi stare con un animale, ma anche per esempio quello che fai, perché magari ogni giorno cambia, fai cose diverse. Diciamo che ogni giorno è un giorno nuovo. È stato molto emozionante farlo perché io non ho da tanto la mia pony, però sento già un buon rapporto con lei e comunque mi ha aiutato molto la mia coach e la mia famiglia, mi hanno sostenuto sempre e anche le ragazze della mia squadra hanno sempre fatto il tifo per me e mi hanno sempre dato quella grinta di entrare in campo e provare a fare il meglio di me. Allora, la prima molto bene, ho fatto netto, la seconda purtroppo ho fatto una barriera nell'ultimo, ma comunque molto bene. La mia pony si chiama Lizzy, monto tutti i giorni tranne lunedì un'ora. È stata una grande festa dell'equitazione per i giovani cavalieri del settore pony, che ha fatto divertire ed emozionare i tanti presenti alla manifestazione. Ed è proprio il settore ludico che sta raccogliendo un crescente numero di praticanti per le spettacolari gare che prevedono gincane, caroselli e varie sfide di abilità. I games vengono utilizzati come avvicinamento all'equitazione.
Attraverso il gioco ed il divertimento si trasmettono le basi per imparare ad andare a cavallo. L'obiettivo è imparare a montare divertendosi, perché sappiamo benissimo che ci si diverte quando si riesce. Quando non riescono non si divertono, poverini, e sono affranti. Però il gioco, attraverso il gioco loro imparano a montare, e i Pony Games e il Mounted Games, che sono una disciplina fatta di giochi, insegna loro a montare.